Forse è arrivato il momento di fare un nuovo piano casa, quindi uno sforzo importante, uno sforzo straordinario per dare risposta alle esigenze sociali, ma soprattutto per rivedere tutti quegli immobili che oggi cominciano ad avere 50-60 anni di età, che cominciano a essere inaccessibili da un punto di vista dei costi di gestione. Da presidente dell'Anci Veneto, prima ancora che da sindaco del capoluogo, Mario Conte, ospite al convegno della CGIL, chiede al governo di rimettere in agenda il tema della casa prima che l'emergenza dilaghi. Abbiamo lanciato dal palco di Missione Italia proprio questa proposta. Oggi c'è un'opportunità che si chiama PNRR e uno dei timori è quella di non riuscire a investire tutte queste risorse. Ecco, una delle proposte che noi abbiamo fatto è proprio questo piano casa che darebbe la possibilità di lavorare, darebbe risposte da un punto di vista sociale del welfare e soprattutto darebbe la possibilità di tagliare i costi di gestione delle abitazioni. Ognuno dal proprio osservatorio, gli attori che ruotano intorno al tema casa, comune, ATER, sindacato, regione cercano di dare una propria risposta. Il NIDIL della Camera del Lavoro ha riunito tutti per analizzare la situazione. L'obiettivo è quello di creare magari delle piattaforme con tutti i comuni della Marca che all'interno abbiano degli obiettivi che riguardano l'emergenza abitativa e quindi con le esigenze e le peculiarità che riguardano ciascun comune, perché poi ciascun comune ha le proprie caratteristiche e da queste noi non possiamo prescindere. Avere un lavoro non basta più per vivere e soprattutto per avere un tetto sulla testa. C'è quindi da intercettare quella fascia di lavoratori che percepisce uno stipendio insufficiente a pagare le spese legate alla casa. Non sono emergenze classiche, cioè quelli che magari hanno un ISEE molto basso, magari hanno un ISEE un po' più alto, che però non gli consente di avere il pagamento di un affitto o il pagamento di un mutuo, visti i tassi, l'inflazione e comunque il lavoro povero. ATER dal canto suo possiede nella Marca 868 alloggi di edilizia popolare vuoti, di cui 100 da assegnare entro fine anno e altri 88 a Monigo attendono di essere ristrutturati. Le risorse sono limitate, ATER, come ho detto oggi, non vive di finanziamenti pubblici, anzi paga delle percentuali alla regione, ai comuni e quant'altro e vive degli affitti, quindi noi dobbiamo cercare di far quadrare i nostri bilanci. Noi abbiamo presentato tutti i dati e se guardiamo le morosità noi abbiamo circa 1.300.000 euro di morosità che comprendono anche le spese condominiali. Gli uffici stanno lavorando sicuramente bene per cercare di riportare in pancia all'azienda tutti i canoni. Sicuramente ci sono dei casi difficili che però vengono sempre affrontati con i servizi sociali dei comuni. Se le situazioni vanno affrontate per tempo, forse ci sono i margini per salvare la famiglia, per salvare la situazione. Se le lasciamo precipitare, dopo è troppo tardi.